Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo dai titoli. Dopo il vertice di Arcore, il centrodestra rinvia la scelta. I tre partiti hanno raggiunto un accordo sui profili dei candidati governatori e sulla composizione delle liste, ma ancora nessun nome. L'accordo sarà perfezionato nelle prossime ore. Il leader del PD Zingaretti in Calabria per presentare la candidatura di Callipo alla presidenza della regione. C'è da lavorare, dice Zingaretti, meno polemiche e più concretezza. La squadra mobile di Catanzaro ha eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Lamezia. L'accusa è di traffico illecito di rifiuti. 4 fogli di via obbligatorio nei confronti di altrettanti portatori abusivi a polsi. Secondo quanto accertato dai carabinieri, si sarebbero intrufolati tra chi portava la statua della Madonna. Il TAR della Calabria dichiara inammissibile il ricorso di Valerio Formisani, già candidato a sindaco della città, avverso la realizzazione della metro leggera e del via libera ai lavori. Del lungo vertice di ieri in prefettura a Cosenza ha individuato una soluzione tampone. Toccherà al commissario ad acta individuare un percorso duraturo. L'Istituto Superiore Balsano di Roggiano Gravina dice no al dimensionamento scolastico. Interessato del problema il presidente della provincia Iacucci. La politica dunque in apertura di questa edizione del nostro giornale. Oggi in Calabria il leader del PD Nicola Zingaretti per ufficializzare la candidatura di Pippo Callipo. Non mancano malumori però nel centro-sinistra. Intanto nel centrodestra è stato trovato un accordo sul profilo del candidato governatore, ma ancora non c'è il nome. Il leader del PD Nicola Zingaretti oggi in Calabria per ufficializzare la candidatura di Pippo Callipo alla presidenza della regione. Prima un incontro con CGIL e Cisleguil, poi l'abbraccio con il Popolo Democrate e con le altre forze alleate. Zingaretti dunque incorona Callipo. E Oliverio? Ma il Partito Democratico sostiene alle elezioni regionali Callipo presidente della regione. Io sono 7 mesi che chiedo a Mario Oliverio di aiutarci a vincere, di mettere in campo una candidatura, perché è giusto provare ad allargare, e rispetto al rischio drammatico che questa regione cada in mano ai populisti c'era bisogno di una persona e di una personalità calabrese che ricomponesse un fronte all'insegna dell'unità e dell'innovazione. Ora questo candidato c'è. Mentre per Zingaretti dunque Callipo è la persona giusta su cui puntare, nel centrosinistra non mancano i malumori. Ne prendiamo atto. Penso che noi valuteremo di andare avanti, avendo compreso che il PD ha fatto una scelta che noi non condividiamo naturalmente. È una scelta che non è condivisa da tutta la coalizione, quindi credo che sia un elemento che ci impegnerà pochi minuti per decidere cosa fare. Quindi in queste ore decideremo di assumere posizioni naturalmente in ragione di un progetto per la Calabria aperto a tutte le alternative possibili per portare a casa dei risultati. Intanto il centrodestra, dopo il vertice di oggi ad Arcore, fa sapere di aver trovato un'intesa sul profilo del candidato governatore e sulla composizione delle liste, ma ancora non c'è il nome. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno diffuso una nota in cui parlano di lungo e costruttivo confronto, di spirito di coesione e di collaborazione, ma l'accordo è da perfezionare. Dunque Berlusconi, Salvini e Meloni torneranno a riunirsi per scegliere il candidato unitario del centrodestra. Bisognerà attendere ancora qualche giorno. La cronaca adesso, una brutta storia che arriva da Corigliano. Un disabile è stato torturato da un gruppo di giovani, un 19enne finito ai domiciliari. La loro vittima era un disabile, un uomo fragile, indifeso, che vive in stato di abbandono e disagio sociale, preso di mira dal branco, un gruppo di giovani che avrebbe torturato l'uomo con disabilità psicofisica per poi pubblicare tutto sui social. Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, che hanno eseguito stamattina una misura cautelare personale detentiva degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari su richiesta della locale procura. Tortura aggravata e violazione di domicilio i reati contestati. Il 19enne del luogo, insieme ad altri ragazzi, sarebbe entrato a casa della vittima e dopo averlo schernito l'avrebbe percosso mentre era a torso nudo a letto. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Corigliano hanno accertato che queste azioni si sono ripetute in almeno 2 occasioni. L'arrestato ha poi pubblicato le riprese di quanto aveva fatto con gli amici sul suo profilo Instagram, rendendole quindi pubbliche e visibili a tutti. I militari inoltre durante l'esecuzione dell'ordinanza hanno acquisito elementi
documenti utili all'identificazione dei complici dell'arrestato, ricavati in primo luogo dal cellulare sequestrato durante la perquisizione dell'abitazione e successivamente avvalorate dalle dichiarazioni rese dall'indagato. Si tratta di altri 3 ragazzi, 2 coriglianesi e un romeno con precedenti penali, tutti di età compresa tra i 19 e i 26 anni. I 3 sono stati segnalati alla procura. Gestivano in modo illecito la filiera del recupero e dello smaltimento dei rifiuti. L'operazione denominata Quarta Copia ha permesso di sgominare una vera e propria consorteria criminale. Le indagini hanno preso il via dall'individuazione di una discarica abusiva posta in località Bagna Lamezia Terme, dove alcuni autocarri si recavano per sversare rifiuti formalmente destinati ad essere stoccati presso siti autorizzati nel nord Italia, ma di fatto inutilizzati. È un'indagine importante anche perché su quel territorio sono stati sversati prodotti ospedalieri. Questo ci preoccupa molto in aree dove vicino ad abitazioni e vicino a colture, vicino ad uliveti, vicino a piantagioni di frutteti. Svela i particolari dell'operazione odierna il procuratore della DDA Nicola Gratteri. Il blitz della polizia che ha eseguito in 2 distinte indagini 20 ordinanze di custodia cautelare, sgominando un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti. L'operazione denominata Quarta Copia, condotta dalla squadra mobile di Catanzaro e dagli agenti del commissariato di Lamezia Terme, coordinata dalla procura antimafia di Catanzaro e da quella lametina, ha permesso di scoprire un vero e proprio sistema criminale organizzato che gestiva in maniera illecita la filiera del recupero e smaltimento dei rifiuti, che in alcuni casi venivano sversati all'interno di discariche abusive situate nel comprensorio lametino. Certamente non un'attività estemporanea, abilmente mascherata attraverso la formale e lecita attività di 3 società che poi in realtà erano dedite a questo genere di traffici illeciti. Eccoli i camion in azione, ripresi dalle telecamere poste nella zona. Gli arresti si è giunti anche grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Per tutti i reati contestati sono di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale. 10 in tutto le province coinvolte, da nord a sud. I rifiuti arrivavano in Calabria da tutta Italia, avvelenando il territorio lametino, una sorta di seconda terra dei fuochi. Gli imprenditori hanno avuto un ruolo determinante nel sistema organizzato di trasporto e smaltimento illecito dei rifiuti, perché hanno intanto messo a disposizione di questo sistema illecito le loro società. Quindi si tratta di una società calabrese con sede a Gizzeria, una società con sede in Emilia, provincia di Bologna, che apparentemente erano le società destinatarie dello smaltimento dei rifiuti e che in realtà poi determinavano lo sversamento dei rifiuti nei luoghi che abbiamo detto essere dei luoghi non destinati a questo, appunto del Lametino, con la creazione di un pericolo estremamente grave per quanto riguarda la salute della collettività. 4 fogli di via nei confronti di altrettanti portatori abusivi a Polsi. Secondo quanto accertato dai carabinieri, si sarebbero intrufolati tra chi portava la statua della Madonna. Si erano letteralmente senza autorizzazione intrufolati tra i portatori della statua della Madonna di Polsi, ma per 4 uomini, tutti originari di Bagnara Calabra, il blitz, si fa per dire, non ha sortito l'effetto sperato, perché sono stati individuati e allontanati sul momento dai carabinieri che presidiavano l'area in cui si stavano svolgendo le liturgie mariane in onore della Madonna della Montagna. Evidentemente i 4 non erano nelle condizioni giuste per partecipare alla manifestazione. L'episodio risale al 2 settembre scorso, ma solo oggi è venuto a galla perché i carabinieri della Compagnia di Bianco hanno chiesto e ottenuto per i 4 il foglio di via. Per i prossimi 3 anni, infatti, non potranno ripresentarsi a San Luca, sul cui territorio, lo ricordiamo, è stato costruito il santuario della Madonna di Polsi, certamente luogo di devozione, ma talvolta purtroppo e malamente utilizzato per vertici dai boss dell''ndrangheta.
Ricostruendo l'episodio si apprende che lo scorso 2 settembre, mentre la statua della Madonna veniva portata in processione, un 27enne incensurato ma parente di un imputato nel processo crimine ha tentato di inserirsi tra i portatori sperando di farla franca. I carabinieri hanno notato che il 27enne si era quasi imposto e lo hanno allontanato. A quel punto hanno fatto una verifica e hanno scoperto che tra i portatori c'erano un 59enne pregiudicato, padre del ragazzo, un 37enne pregiudicato per droga e un 38enne con precedenti sempre per droga, una presenza che i militari dell'Arma non hanno evidentemente ritenuto consona e sono passati all'azione ottenendo il divieto per i 4 di avvicinarsi a San Luca. Dispiacere per quanto accaduto ha manifestato Don Tonino Saraco, che ha annunciato nuove regole per l'utilizzo dei portatori. Il sacerdote si è espresso anche a nome della diocesi di Lopri Gerace, manifestando gratitudine all'Arma dei Carabinieri per quanto fatto. Vogliono i documenti utili per migliorare il proprio status i migranti di San Ferdinando che oggi hanno protestato a Gioia Tauro e a Reggio Calabria, momenti di tensione davanti al gate dello scalo portuale. È durato fino alle 11 il blocco del gate portuale di Gioia Tauro. Un gruppo di migranti che vive nella tendopoli San Ferdinando ha protestato davanti ai cancelli dello scalo chiedendo documenti per poter lavorare nei campi della Piana. I migranti, radunatisi alle 7, hanno impedito l'accesso e l'uscita dei dipendenti nei cambi turno e distribuito un volantino con le loro rivendicazioni. Momenti di tensione nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, quando un'auto ha cercato di uscire dal porto investendo uno dei migranti che ha dovuto fare ricorso alle cure del 118. Le istituzioni, dicono i migranti, ci negano il permesso di soggiorno, costringendoci a dormire in tende o container e a lavorare per pochi euro l'ora senza contratto. Abbiamo deciso di scendere in strada e fare in modo di far capire che i nostri desideri non si possono più ignorare. Ci scusiamo per il disagio, ma non abbiamo altra scelta. Sul posto, oltre al personale della Port Security, anche polizia, carabinieri e finanzieri che hanno mediato con i manifestanti. Dopo 4 ore la protesta è terminata. I migranti sono stati fatti salire a bordo di pulmini che li hanno trasportati a Reggio Calabria, dove una delegazione è stata ricevuta in prefettura. I dipendenti che a fine turno erano rimasti bloccati all'interno della struttura ne sono usciti. Le attività portuali, proseguite in modo parziale durante la protesta, sono tornate alla normalità. Una frana si è verificata oggi pomeriggio sulla provinciale che collega Platia-Natile, 2 centri dell'entroterra di Bovalino. La stessa città di Bovalino ha subito allagamenti per un nubifragio. La villa romana di Casignana, prezioso sito archeologico, è rimasta allagata. Si va verso la normalizzazione della situazione dei rifiuti nei centri della provincia di Cosenza interessati dall'emergenza. La riattivazione delle discariche di Cassano e San Giovanni in Fiore permetterà di riprendere raccolta e conferimento del residuo, ma fino a quando restano i problemi strutturali ed economici per il futuro. La buona notizia è che è ripresa la raccolta del residuo nei centri dove era stata sospesa per l'impossibilità di conferire negli impianti nelle discariche ormai sature e lentamente la situazione ritornerà alla normalità. Ma che sia chiaro, è solo una tregua perché la questione dei rifiuti in Calabria e soprattutto in provincia di Cosenza è ben lontana dall'essere risolta. La riunione di ieri in prefettura è servita per ottenere un risultato che consentirà di affrontare l'emergenza nel breve periodo. La riattivazione delle discariche di Cassano e San Giovanni in Fiore darà sfogo agli impianti di Rende e Rossano per il conferimento degli scarti del residuo per un tempo limitato, mentre per il lungo periodo le speranze sono riposte nell'individuazione di un sito dove creare l'ecodistretto della provincia di Cosenza, il vero obiettivo da raggiungere che finora ha trovato l'opposizione netta da parte delle popolazioni delle aree indicate nei precedenti tentativi. Riuscirà il commissario Ida Cozza a mettere d'accordo tutti? Per il presidente dell'ATO, Marcello Manna, è arrivato il momento di vedere l'ecodistretto come una risorsa. Si tratta di dire alle intere popolazioni che ci sono, che vedo che si sollevano ogni volta che c'è qualcosa del genere, di dire che è soltanto un beneficio che può avvenire nei confronti di un territorio, benefici di natura fiscale, ma anche senza alcun impatto ambientale. Quindi dobbiamo un po' metterci al passo con tutti gli altri territori italiani e soprattutto con modelli di grande eccellenza che ci sono. Purtroppo però non è soltanto un problema strutturale, c'è una questione economica seria che riguarda i comuni e il forte indebitamento nei confronti della regione. Dal mese di gennaio le responsabilità passeranno in capo ai municipi che già sono in grave difficoltà. Ci penserà il governo centrale? La complessità è tale che richiede per i comuni
un impegno anche da parte del governo nazionale. Io questo l'ho posto proprio come tema, perché l'ammortizzatore finanziario di cui hanno bisogno tutti i comuni, una volta che dal 1° gennaio viene meno la Regione, dovremo trovarlo diversamente, altrimenti la situazione davvero diventa problematica anche per il futuro. Il Tribunale amministrativo regionale dà il via libera ai lavori della metropolitana leggera Cosenza-Rende. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex candidato a sindaco di Cosenza, Valerio Formisani. Nuovo capitolo nel tormentato iter della metro leggera Cosenza-Rende, unica a scriverlo il TAR della Calabria. Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Valerio Formisani, già candidato a sindaco della città di Cosenza, di fatto dando il via libera ai lavori. Nell'aula del TAR i difensori dei comuni di Cosenza e Rende hanno contestato le ragioni dell'associazione Cosenza in Comune, tesi a dai giudici amministrativi. I legali hanno evidenziato difformità nei tempi, ossia la tardiva impugnazione trattandosi di un accordo di programma sottoscritto nel 2017, mentre il ricorso di Formisani risultava notificato a fine 2018. L'infrastruttura ha un valore di 156 milioni di euro, il percorso è lungo oltre 21 chilometri, 900 i giorni previsti per la realizzazione, ma si è in netto ritardo. Nei mesi scorsi l'eurodeputata Laura Ferrara aveva espresso dubbi sulla reale utilità dell'opera e sui rischi di perdita del finanziamento, chiedendo una riprogrammazione delle risorse. Torniamo alla cronaca. 5 persone, tra le quali 2 minori, sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto sulla strada statale 107 in prossimità dell'incrocio per località Corazzo di Scandale. 5 sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non sarebbero in pericolo di vita. Nell'incidente si sono scontrate frontalmente 2 vetture. E adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Arrestati in Bolivia 2 latitanti, in manette un calabrese di 67 anni Antonio Rao e un francese Joseph Michel Barnard Dalmasso. L'operazione della squadra mobile di Torino. Rao deve scontare 10 anni di carcere per droga e violenza sessuale, vittima una ragazzina romena costretta ad assumere cocaina. Dalmasso 5 anni per droga. Picchiava la moglie anche davanti ai figli piccoli, bambini di 4 e 7 anni. Un 39enne è stato arrestato dagli agenti della squadra volante a Cosenza. La donna ha trovato il coraggio di denunciare dopo anni di violenza fisica e psicologica. La Corte di Cassazione ha confermato il dissequestro dei beni nei confronti di Alberto e Antonio Statti, ribadita dalla Suprema Corte la mancanza di notizia di reato rispetto a quello contestato di estorsione in danno dei dipendenti della società agricola. Sciopero di 2 giorni dei lavoratori della Manita, la società che ha l'appalto per la pulizia di poste italiane. Lo sciopero proclamato dalla CGIL. Sit-in previsto per lunedì prossimo 9 dicembre. 100 i dipendenti che da mesi non percepiscono lo stipendio. E ora a Ruggiano Gravina, dove questa mattina gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Balsano sono scesi in piazza per scongiurare il dimensionamento scolastico previsto per il prossimo anno. Noi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Per questo noi studenti invitiamo tutte le forze politiche presenti sul territorio, le associazioni, le forze dell'ordine, le famiglie e i cittadini a sostegno della nostra richiesta di aiuto.
Quelli che vedete sono gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Balsano di Roggiano Gravina che hanno deciso di manifestare tutto il loro disappunto sulla delicata questione del dimensionamento scolastico che riguarda l'anno 2020-2021 e che porterebbe l'istituto a perdere la propria autonomia. C'è preoccupazione fra docenti, alunni e dirigenti oltre alla comunità tutta perché la scuola svolge un ruolo fondamentale sull'intero territorio, una realtà che negli anni è cresciuta occupando posizioni di prestigio nel panorama educativo e formativo delle giovani generazioni in ambito provinciale. Un presidio di legalità e cultura forte e decisivo che rappresenta un'opportunità. Sarebbe davvero ingiusto farnos sapere che si perdesse l'autonomia conquistata dopo anni di lavoro e sacrifici. Insieme docenti e alunni hanno firmato un documento che hanno inviato al presidente della provincia Franco Iacucci all'ufficio scolastico regionale per scongiurare lo spettro del dimensionamento scolastico. A Cosenza Padre Fedele di nuovo in campo per una raccolta fondi. Padre Fedele Bisceglia, riferimento concreto per i bisognosi di Cosenza, è di nuovo in campo per una raccolta di fondi per i poveri. Come al solito affronta il freddo della strada a piedi nudi e aspetta i cittadini generosi su Corso Mazzini. Io ho fatto questo bigliettino che sto distribuendo, lo leggo. Foresta di Ambositra nel Madagascar, il 28 settembre 2019 è stato inaugurato il polo ambulatorio realizzato dal Paradiso dei Poveri in piena foresta e poi l'associazione Il Paradiso dei Poveri augura buon Natale. Il Natale, carissimi amici, sarà buono se penseremo ai poveri, facendo una piccola opera di bene, qualunque cosa, anche un piatto di spaghetti a un povero. Sarebbe bello e utile però se tu facessi una raccolta di offerte in seno alla tua famiglia a favore dei poveri e dei bambini diversamente abili per i quali da 50 anni sono portavoce e rappresentante. Io mi ricordo che c'era una mia zia, Mirella si chiamava, che la vigilia di Natale, quando aveva raccolto tutti i parenti, ed erano oltre 30, metteva una fotografia mia con i bambini sulla tavola e voleva che tutti quanti dessero la piccola offerta, se no altrimenti non si mangiava a Natale. Beh, sarebbe veramente bello se tutte le famiglie di Cosenza facessero un gesto come zia Mirella. Io farei moltissime opere di bene. Non mi dilungo e vi auguro veramente buon Natale e buon anno, che nelle vostre case non manchi mai il pane quotidiano. Lo facciamo tutti insieme, sì, che tutti abbiano un pane da mangiare. Buon Natale e buon anno a tutti. Il meteo in chiusura. Una depressione attiva sul Nord Africa continua a provocare instabilità anche sulla nostra regione. Domani nubi sparse con locali rovesci sulla fascia tirrenica, generalmente poco o parzialmente nuvoloso sulla fascia ionica. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente mossi con venti deboli, sempre dai quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.